Buonasera, grazie di essere venuti ancora più numerosi a questo secondo incontro di musica e filosofia. Ringraziamo l'Ateneo Veneto che ci ospita, ringrazio l'Archivio Cini che sostiene questa iniziativa da alcuni anni organizzata dall'Accademia di Musica e Filosofia e ringrazio naturalmente tutti voi che siete qui e l'artista che poi si esibirà alla conclusione di questa breve conferenza, è Elida Fetaovic, una giovane pianista del Montenegro che ha deciso di perfezionarsi in Italia. Ha appena conseguito la sua laurea biennale al Conservatorio di Venezia e si accinge a iniziare il percorso di master di perfezionamento. Questo è un onore anche per noi, per la formazione italiana, insomma, attrarre anche questi giovani che vengono anche da oltre i confini europei. Allora, l'intervento di oggi si collega in realtà con l'intervento della scorsa settimana ad opera del professor Calabretto. Chi c'era sapeva che si è parlato di Schumann e il fantastico. Ebbene, Brahms e Schumann erano grandissimi amici, anzi Schumann ha scoperto Brahms, lo ha rivelato, ne ha capito il genio. Brahms era giovanissimo, aveva 20 anni, ma era già un pianista formidabile e un compositore di straordinaria qualità. E ha colpito molto sia Robert Schumann sia la moglie Clara Wieck, che era una straordinaria pianista. Infatti Brahms suonò spesso anche con Clara, che inizialmente era così una personalità di cui lui aveva anche timore. Dopo divenne una sua amica, secondo alcuni alla morte di Schumann tra Robert e tra Johannes, tra Brahms e Clara ci fu una storia d'amore, ma tutto questo è così da verificare. Sicuramente ci fu un grandissimo affetto, una grandissima stima da parte di entrambi. Ebbene, proprio per in qualche modo compiacere a Schumann, Brahms iniziò a raccogliere in alcuni quaderni di appunti alcune citazioni letterarie. Questi quaderni, al primo di questi quaderni, che furono ben 4, egli diede questo nome: Album letterario o Lo scrigno del giovane Kreisler. Siamo intorno al 1853-54, Schumann morirà 2 anni più tardi, quindi Brahms assiste proprio all'ultima fase anche di decadenza, di follia di Schumann e al dramma che questo comportò per Robert, ma anche per Clara e per la loro famiglia. Dunque, lo scrigno del giovane Kreisler, ci soffermiamo un momento su questi 2 termini. Scrigno in tedesco è Schatzkästlein, è un vocabolo che ha un forte potere evocativo e lo ritroviamo in alcuni autori molto amati sia da Robert che da Brahms, cioè da Jean Paul. Nel suo romanzo Hesperus il termine scrigno viene utilizzato proprio per indicare i libri. Ma lo ritroviamo anche in Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, altro autore citato la scorsa settimana abbondantemente dal professor Calabretto, molto amato da Robert e molto amato da Brahms. In particolare nel romanzo La sposa del re, questo termine di scrigno viene utilizzato per indicare una sorta di contenitore di sentenze, di massime, ma ancora di più nel Gatto Moore viene utilizzato come sinonimo di cuore, di animo, di ciò che si possiede di più prezioso. Quindi è un termine che racchiude in realtà una polifonia di significati. Ebbene, secondo gli studiosi, questi 4 quaderni in cui Brahms annota frammenti letterari di varia provenienza, insieme alle lettere che gli scambiò sia con Robert, con Clara, ma con tutti i suoi amici, bene, queste 2 fonti rappresentano una sorgente inesauribile di informazioni sulla personalità brahmsiana. Tra l'altro Brahms fin da giovane legge moltissimo. Gli amici raccontano che qualsiasi cosa lui riuscisse a guadagnare attraverso il suo lavoro faticoso di musicista lo investiva in libri. Quando divenne famoso e più ricco,
Cominciò addirittura ad investire in collezioni di libri antichi, questo a testimoniare quanto lui sentisse la vocazione della lettura, la passione per la lettura. Ma in particolare Brahms, attraverso queste letture, coltivava dentro di sé un senso di missione artistica. L'artista non aveva soltanto una missione culturale, aveva anche una missione etica e una missione sociale, nobilitante. Tutti temi che naturalmente erano molto cari anche a Robert Schumann. Ecco, tra gli autori stranamente meno presenti e meno citati in questi 4 quaderni vi è proprio E.T.A. Hoffmann. Ed è incredibile perché, se voi ricordate la seconda parte del titolo di questo quaderno, Lo scrigno del giovane Kreisler, Kreisler è proprio un personaggio hoffmanniano. Schumann si identificò a tal punto in Kreisler che nella sua kreisleriana opera 16 si ispirò proprio a uno dei romanzi più belli di Hoffmann, I dolori del giovane Kreisler, del direttore d'orchestra Johann Kreisler. Addirittura Brahms si firmava nelle sue prime opere il giovane Kreisler. L'opera 9, le variazioni opera 9, addirittura sono un po' nello stile di David Bundeltenze di Schumann, alcune firmate come B, come Brahms, e altre firmate come K, cioè come Kreisler, a testimoniare come egli sentisse vivo dentro di sé questa ambivalenza, questo contrasto, questo conflitto di personalità che noi riconosciamo molto bene, lo attribuiamo a Schumann, no? Con la sua personalità schizoide, ma anche il giovane Brahms probabilmente sentiva dentro di sé questa compresenza di personaggi, di emozioni e di visioni del mondo. Di Kreisler Brahms anche in qualche modo sente vicino la difficoltà per il musicista di vivere la propria professione. Brahms è giovane, ancora non riesce a guadagnare sufficienza, fa molta fatica a esercitare la sua professione e nel personaggio di Kreisler vede quasi simboleggiata proprio la dura vita del musicista. Poi il personaggio di Kreisler finisce folle, come forse ricorderete. Brahms non ha questa fine, che purtroppo è la fine di Schumann, ma comunque sempre dentro di sé conserverà una parte di Eusebio, cioè una parte sognante, una parte contemplativa, e una parte invece di Florestano, una parte più accesa, più dinamica, di grande lottatore. Ecco, l'intervento di oggi vuole cercare di dare qualche risposta a 2 interrogativi. Il primo è: qual è la declinazione del fantastico, che è un po' il tema di questi 2 incontri di musica e filosofia, nel tardo Brahms, perché finora stiamo parlando del giovane Brahms. Il tardo Brahms ritornerà a questi quaderni proprio negli anni in cui scriverà le opere che voi oggi ascolterete. E quindi qual è il motivo che porta un Brahms ormai malato, ormai anche stanco, ormai all'apice della propria carriera compositiva e del proprio linguaggio artistico, a riprendere in mano questi quaderni? Tra l'altro in quegli anni sta rivedendo le opere di Schumann insieme alla moglie, Clara Wieck, alla moglie di Schumann. E quindi come possiamo trovare alcune declinazioni del fantastico nel tardo Brahms? E questa è la prima domanda. La seconda, che in qualche modo viene a rispondere anche al titolo dell'intervento di oggi, se in questa vocazione al fantastico del tardo Brahms possiamo ritrovare alcuni motivi, alcune ragioni che ci fanno pensare a Brahms come un progressivo. E qui entra in campo un articolo molto importante di Arnold Schoenberg del 1947 dal titolo Brahms, il progressivo. Lo trovate proprio nelle raccolte di scritti e di saggi schoenbergiani. Ecco, l'incontro di oggi mette un punto di domanda che non c'è nell'articolo di Schoenberg. Quel titolo di domanda è un po' provocatorio, come per dire: oggi noi consideriamo ancora Brahms un progressivo? Possiamo avallare a quasi un secolo dalle affermazioni, 80 anni dalle affermazioni di Schoenberg, possiamo avallare questa teoria di Brahms progressivo, di un Brahms moderno, un Brahms che getta le basi della musica contemporanea, oppure no?
Ecco, il fantastico ci può aiutare a dare una risposta ulteriore a questa domanda e cercheremo di scoprirlo insieme. Quindi l'incontro di oggi si svolgerà così: cercheremo di approfondire brevemente i contenuti dell'articolo di Schoenberg, dopodiché vedremo gli echi di questo articolo in un saggio di Adorno, un brevissimo saggio di Adorno, 4 pagine, ma in Adorno bastano poche pagine per avere già dei grandi contenuti. Il titolo è Brahms Actuel, Brahms attuale, e dopodiché ci soffermeremo sulle 2 raccolte brahmsiane che ascolterete questa sera, e infine faremo un piccolo riferimento anche noi alla musica contemporanea, come il professor Calabretto con Schumann ha fatto riferimento a Rim. Noi invece faremo riferimento a un nostro grande compositore italiano, che è Luciano Berio, che era innamorato di Schubert e di Brahms. Bene, allora, come prima cosa cerchiamo di recuperare i punti essenziali dell'articolo di Schoenberg. In realtà Schoenberg aveva riflettuto su Brahms e il suo essere progressivo già in una conferenza che tenne nel 1933, a 100 anni dalla nascita di Brahms. Una conferenza che lui non mise per iscritto e ritornò su questo testo nel 1947, in occasione dei 50 anni invece della morte di Brahms. Dunque sempre anniversari che tra l'altro si intrecciano con gli anniversari wagneriani, e nel saggio di Schoenberg sempre Brahms e Wagner vengono quasi a contrappuntarsi come un'invenzione a 2 voci, dove l'uno non può stare senza l'altro. Bene, in questo saggio del 1947 uno degli punti fondamentali è che appunto Brahms e Wagner non vengono più visti come 2 personalità in contrapposizione. All'epoca in cui i 2 compositori erano viventi, si considerava Brahms l'accademico, il tradizionalista, colui che conservava la tradizione e la tramandava, il classicista. Invece Wagner era visto come il progressista, come il moderno, come colui che aveva il coraggio di infrangere le leggi tramandate dalla classicità. Ebbene, Schoenberg mette questo primo punto a distanza di circa mezzo secolo. Possiamo dire che Brahms e Wagner erano in realtà semplicemente 2 personalità diverse, e che tutti i più importanti compositori che sono cresciuti in quell'epoca hanno assunto dei tratti sia da Brahms sia da Wagner, e dunque non ha senso metterli in contrapposizione. Cosa intende Schoenberg con il termine progressivo? Vi cito da questo articolo: sviluppare un'organizzazione e dunque una forma che renda intellegibile la rappresentazione del pensiero musicale attraverso un linguaggio conciso e diretto. Dunque la concezione che Schoenberg ha di progresso è una concezione proprio strettamente compositiva, cioè quanto un compositore riesce a rinnovare in modo conciso, chiaro, percepibile per tutti il linguaggio musicale che la tradizione gli ha consegnato. E quali possono essere allora i punti di rinnovamento che vengono introdotti da Brahms? Il primo aspetto riguarda l'audacia armonica, cioè la fantasia nel concatenare gli accordi gli uni con gli altri, certo rispettando le leggi tramandate dalla tradizione, ma anche osando superarle in modo innovativo. E tra i primi esempi vi è questo quartetto per archi in do minore, opera 51 numero 1, che vi faccio ascoltare, e sentirete come fin dall'inizio, fin dalle prime battute, anziché confermare scusate, la tonalità d'impianto, come sarebbe dopo all'inizio di un pezzo, bisogna innanzitutto confermare la tonalità di partenza, Brahms subito comincia a deviare e quindi a portarci lontano con delle concatenazioni inusuali.
Avete sentito, no? Con questa unione sia di armonie particolari che ci prendono un po' anche alla sprovvista, sia di questi ritmi incalzanti, come la musica sia in un continuo divenire. Un altro esempio che viene citato da Schoenberg è quello relativo al sestetto opera 111. Anche qui, a partire dalla terza battuta, subito Schoenberg si incammina per nuove vie in campo armonico. E ancora, nella Rapsodia, che già, opera 79, numero 2, che già ci porta a una tarda produzione brahmsiana, sentirete che quasi Brahms evita di definire una tonalità. Cioè c'è un continuo cambiamento di tonalità di riferimento. E questo è il primo aspetto, dicevamo, innovativo. Il secondo riguarda la asimmetria fraseologica. Cosa si intende per asimmetria delle frasi? Combinare frasi di diversa lunghezza, utilizzare numeri di misura che non siano divisibili per 8, per 4, per 2 come la tradizione classica ha tramandato. E questo già accade nelle prime opere di Brahms. Potete sentire, ad esempio, in questo sestetto, opera 18, numero 1, come il tema principale sia articolato in 9 battute, quindi non nelle 8 tradizionali. Una caratteristica che ritroviamo anche nel secondo sestetto dell'opera 36, in questo caso il tema iniziale è costituito da 17 battute, ancora una volta una simmetria.
questi tipi di asimmetria li si ritrovano anche nei leader. Per esempio, in un lead su testo di Heinrich Heine, Mehrfahrt, abbiamo frasi di 3 battute in relazione alla metrica di 3 piedi del verso. Quindi il testo letterario suggerisce che tipo di frase costruire. Alle volte però il testo non richiederebbe delle asimmetrie e invece Brahms le inserisce ugualmente. Questo accade in un altro lead, Un dem Mond, l'opera 71, numero 2. Il ritmo del testo è di 4 piedi e invece Brahms costruisce una frase di 3 battute. Secondo Schoenberg, proprio in questo lead emerge quella che è una novità brahmsiana, cioè il fatto che Brahms si liberi dal metro del testo e non per esigenze teatrali, perché in genere la musica si libera dal testo per esigenze teatrali, in Mozart abbiamo moltissimi esempi, ma quindi in un ambito totalmente cameristico, ecco, questo apre la strada alla modernità. Il fatto che il testo possa suggerire un'atmosfera, ma che poi non debba esserci una precisa corrispondenza tra il piede del testo letterario e il ritmo della musica. Ecco, questa asimmetria nella costruzione delle frasi l'ascolterete molto spesso questa sera nelle 2 raccolte che verranno eseguite, l'opera 117 e l'opera 119. Il terzo aspetto innovativo, secondo Schoenberg, riguarda il principio dell'elaborazione tematica, quella che in termine tecnico si chiama variazione in sviluppo. È una tecnica che non soltanto Brahms ha usato ampiamente, ma tutta la seconda scuola di Vienna, cioè Schoenberg e i suoi allievi Berg e Webern, ne fanno uno dei capisaldi del loro stile.
È una tecnica in cui i concetti di sviluppo e di variazione si fondono insieme e anche se non ci sono effettivamente delle variazioni, effettivamente non c'è un tema con variazioni, però il materiale viene continuamente rielaborato esattamente come se dovesse essere variato e spesso viene frammentato in elementi piccolissimi. E in questo senso Brahms, quando spezzetta e frammenta i suoi temi, si avvicina moltissimo a quella che sarà la tecnica di Alban Berg. C'è un bellissimo saggio di Adorno su Alban Berg, il maestro del minimo passaggio, in cui mette proprio in evidenza come il modo di comporre di Berg lavori sui rimasugli della frase precedente. Bene, tutto questo è stato ampiamente anticipato da Brahms. Ancora un esempio, ascoltate questo andante dal quartetto per archi, opera 51, numero 2, come tutto derivi dall'intervallo di seconda enunciato dal primo violino nelle battute iniziali. E ancora più evidente è nel terzo dei Vier Ernste Gesänge, opera 121, quindi questa è davvero un'opera tarda. In questo caso l'intervallo ricorrente è una terza e sentirete l'affinità tra questo lead e il primo tempo della quarta sinfonia. Ora, l'intervallo di terza nell'immaginario non solo brahmsiano, ma dei grandi compositori, è ovviamente collegato a una straordinaria opera di Beethoven che è la sonata opera 106, una sonata che dura 50 minuti e che è costruita su un semplicissimo intervallo di terza. Addirittura la prima sonata, l'opera 1 di Brahms, vuole essere un omaggio all'opera 106. Per tutta la tradizione romantica questa sonata ha rappresentato il simbolo della massima abilità compositiva, come derivare da una cellula piccolissima una costruzione enorme. Sentite ancora un pochino più avanti, non mi dà il minutaggio. Comunque volevo farvi sentire brevemente anche l'inizio della quarta sinfonia, che è considerato da Schoenberg il capolavoro proprio sinfonico di Brahms.
perché Schoenberg considera questa capacità di trarre il molto dal poco come un elemento di modernità e di progresso? Perché testimonia questa abilità, la logica, la parsimonia, la potenza inventiva. Ecco, e tutto questo, come sentite, anche se l'intervallo è brevissimo, però crea un senso di inquietudine. Ora cambia l'armonia, ora cambia il tipo di fraseggio, sembra che la musica sia quasi statica e invece ci percorre un sottile senso di inquietudine, ma il tutto è molto scorrevole, molto naturale, è molto conseguenziale. Quindi non soltanto Brahms ha fatto tesoro di tutta la tecnica anche di variazione beethoveniana, ma la porta a compimento, la perfeziona e la consegna alla modernità. Ecco, quello che dice Schoenberg è che Brahms raggiunge la comunicazione emotiva perché è capace di toccare tutti i registri espressivi attraverso un calcolo strutturale. È questo che lo rende, tra virgolette, un classico, no? Un conservatore, un osservatore di quanto la classicità ci ha trasmesso. Ebbene, dicevamo che la prima conferenza di Schoenberg era del 1933. Adorno, che allora era un giovane e brillante musicologo, oltre che compositore, allievo di Berg, a propria volta allievo di Schoenberg, nel 1934, cioè esattamente un anno dopo, scrive questo Brahms Aktuell, 4 pagine, per contestare, come è nello stile sempre polemico adorniano, una affermazione contenuta nella New Music Lexicon del 1926, in cui si afferma che Brahms in epoca moderna si può considerare come il compositore meno influente, nonostante la sua maestria e nonostante egli porti a compimento la propria missione storica. Ebbene, Adorno, che è sempre attento alle contraddizioni, dice: questa affermazione è contraddittoria, perché da una parte mi dice che Brahms ha portato a compimento la propria missione, però dall'altra parte mi dice che non è stato influente. Allora, come ha portato a compimento la propria missione? Bene, dice: le mie parole non sono tanto in difesa di Brahms, la cui altezza e maestria e modernità si impone al nostro occhio novecentesco, ma vogliono essere una occasione per riflettere sul concetto di modernità e su quanto Brahms è stato fondamentale per creare le basi del linguaggio contemporaneo. Ebbene, innanzitutto grandi compositori come Reger, per esempio, trae da Brahms alcuni elementi fondamentali del proprio linguaggio: la frammentazione motivica, il concetto di musica assoluta, cioè staccata da una descrizione in stile, diciamo, wagneriano o lisztiano, descrizione di un testo, il principio di variazione sviluppante, il concetto di polifonia armonica, di libertà metrica, sono tutti stratagemmi tecnici e preziose conquiste che già Brahms aveva portato a frutto. Lo stesso giovane Schoenberg, dice Adorno, è assolutamente molto debitore della tecnica brahmsiana, ma d'altra parte Schoenberg lo riconosce apertamente. E ancora la produzione cameristica di Hindemith, la produzione cameristica di Zemlinsky, che è tutta avvolta nelle tenebre e nelle nebbie brahmsiane. Ebbene, com'è la situazione oggi, si chiede Adorno? La posizione storica di Brahms la si potrebbe definire in questo modo, che direi ha una chiarezza fulminante. Dopo il percorso di soggettivazione schumanniano, che ha fatto sì che il messaggio, i contrasti beethoveniani venissero tradotti in lirismo e ripetizioni quasi ossessive dei temi, ripetizioni rotanti dei temi, ebbene lo spirito oggettivo con Brahms, lo spirito oggettivo della sonata ritorna ad affacciarsi e Brahms lo ottiene attraverso un lavoro ostinato sul materiale. Quindi dopo l'esperienza soggettivante di Schumann si ritorna a riflettere sul materiale e sulla sua oggettività attraverso l'arte della variazione. Ecco, questa arte della variazione che Brahms naturalmente
riprende e perfeziona da Beethoven. Inoltre, altri aspetti importanti: il pensiero musicale brahmsiano, secondo Adorno, sta alla base della tecnica dodecafonica e seriale, e quindi di tutta la seconda scuola di Vienna. Le sue dinamiche intime e cangianti ammorbidiscono la rigidità dello stile polifonico imitativo, cui Brahms si richiama. L'economia, che abbiamo visto prima nell'arte della variazione, insegna l'economia e la massima efficienza nella tecnica compositiva. E poi soprattutto è un grande maestro Brahms nella costruzione di forme ampie, complesse. Abbiamo sentito l'inizio appunto della quarta sinfonia. Allora, in sostanza, Adorno dice: dal punto di vista dell'essenza della musica contemporanea, quando si capirà davvero il messaggio di Brahms, si capirà che è stato fondamentale per le conquiste tecniche e linguistiche della contemporaneità. Se invece noi ci fermiamo alla superficie e quindi alle dissonanze della musica contemporanea, che sono la cosa più superficiale, lì non troveremo la lezione di Brahms, e quindi verrà il tempo in cui la contemporaneità riscoprirà quanto è debitrice di Brahms. Ma come sentiva Brahms, come percepiva Brahms se stesso, la propria evoluzione stilistica? Brahms si è mosso, Elida nella sua tesi lo sottolinea con molta intelligenza, si è mosso molto lentamente verso l'innovazione. Non è stato un ribelle, un rivoluzionario come lo sono stati Liszt, come lo è stato Wagner. Lui conquista poco per volta la novità. Si costruisce un solido mestiere, è molto ossequioso nei confronti del proprio debito verso la tradizione, ma poco per volta costruisce il proprio linguaggio musicale. E uno specchio molto chiaro per capire come lui percepiva la propria evoluzione, soprattutto negli ultimi anni, lo si trova in Clara Schumann, nelle lettere che rivolge a Clara Schumann. Ebbene, sentite cosa dice Brahms a proposito del primo pezzo dell'opera 119, la seconda raccolta che ascolterete questa sera. Sono tentato di copiare un piccolo pezzo per pianoforte per te, perché mi piacerebbe sapere come te la cavi. Brulica di dissonanze, ci sono ritenuti appropriati e possono essere spiegati, ma forse non saranno di tuo gusto, nel qual caso vorrei che fossero meno appropriati e più di tuo gusto. Il piccolo pezzo è eccezionalmente malinconico e da suonare molto lentamente, non è un eufemismo. Ogni battuta e ogni nota deve suonare come un ritardando, come se si volesse trarre da ognuna e da tutte la malinconia, con un abbandono e un piacere derivati dalle dissonanze. Buon Dio, questa descrizione stuzzicherà sicuramente il tuo appetito. Ecco, con molta finezza Elida vede in queste affermazioni di Brahms, da una parte la consapevolezza di avere creato qualcosa di nuovo, dall'altro quasi il timore che Clara, abituata alla grande scrittura di Schumann, potesse in qualche modo perdere la stima del suo amico Brahms, che si stava avventurando verso strade meno battute rispetto a quelle che aveva percorso fino allora. E invece sentite cosa dice Clara nel suo diario: grazie a questi brani ho sentito ancora una volta la mia anima attraversata dalla vita della musica. Posso suonare ancora con un sincero abbandono e ho ripreso la musica pianistica di Robert con più entusiasmo per quanto riguarda la tecnica digitale. I pezzi di Brahms non sono difficili, tranne che per alcuni passaggi. Tuttavia, la loro tecnica intellettuale richiede una comprensione profonda e bisogna avere familiarità con Brahms per poterli suonare come lui li ha concepiti. Ebbene, questa dialettica interna all'animo brahmsiano che abbiamo trovato già ancora quando Brahms era giovane, ritorna nell'ultimo Brahms. Il fatto che lui viva in modo sofferto questo suo incamminarsi verso nuove strade rende ancora più vera, più sincera e più emozionante la sua scoperta. Brahms ha sempre voluto porsi come un ponte tra il passato e il futuro.
un ponte che non voleva rompere con la storia, ma voleva trarre dalla storia quanto era ancora di inesploso, secondo un insegnamento che poi Ernst Bloch, il grande filosofo marxista, filosofo della musica marxista, ci trasmetterà. Per capire quanto possiamo trovare dal punto di vista contenutistico nell'ultimo Brahms, all'interno di queste raccolte, riguardo al fantastico, vorrei richiamare alcuni elementi che caratterizzano il concetto di fantastico, in parte già accennati nella scorsa conferenza, ma vale la pena riprenderli per capire come si adattano alla poetica brahmsiana. Il fantastico, per come è stato teorizzato in particolare da Hoffmann, pensate i racconti fantastici, cui si ispira all'opera 12 di Schumann, implica una deviazione dalla logica, e questo dal punto di vista della logica narrativa si traduce in disorientamento delle aspettative formali, frattura dei nessi abituali all'interno della grammatica proprio del linguaggio verbale. Dal punto di vista musicale si traduce con concatenazioni armoniche meno usuali, con frammentazioni ripetute, con contraddizioni espressive e con sdoppiamenti di personalità e quindi di carattere poi musicale. Ma ancora il fantastico si caratterizza per un senso di ambiguità e un confine con la follia. E lo sentirete in questi pezzi dell'ultimo Brahms, quanto alle volte il suo indagare, esplorare l'inconscio lo porti al confine con la follia, al confine di ciò che è inaudito, che è impensato, che è ignoto. Ancora il fantastico è collegato col mondo del sonno e col mondo del sogno. E Brahms, lo sentirete in alcuni dei brani più meditativi, ci porta quasi in una introspezione freudiana dell'inconscio. Un altro aspetto del fantastico è collegato al concetto di ricordo. Un ricordo accompagnato da una Sehnsucht, da una nostalgia inesprimibile e inguaribile. E anche queste ultime raccolte brahmsiane sono attraversate da questa vena di dolore che non è possibile consolare. E ancora il ricordo, ovviamente, manda in tilt il rapporto tra musica e tempo. Il tempo si ferma, il tempo rimane quasi sospeso e ruota su se stesso. Ancora il ricordo ci porta alla dimensione della tenerezza materna, avvolgente, protettiva. E l'opera 117 viene definita come Ninna Nanne del mio dolore e viene citata proprio un verso in cui si parla di una mamma che culla il proprio bambino. Ultimo aspetto che ritroverete in queste ultime raccolte brahmsiane, il costeggiare la soglia del silenzio. Ogni tanto la musica quasi si sofferma, intimorita di fronte al silenzio e di fronte alla morte. Sono segnate da un senso funebre, ormai incombente, anche se alle volte viene rischiarato questo cielo plumbeo da improvvisi bagliori di leggerezza e di luce. Ebbene, io vi lascio scoprire l'opera 117 e opera 119, vi lascio soltanto un ultimo accenno. Elida, se lo vorrete, vi farà un piccolo bis, ed è appunto Was Klavier di Luciano Berio. Ecco, questa piccola gemma che nasce dagli Encores di Luciano Berio, una collana di 6 piccoli pezzi per pianoforte, ispirati inizialmente ai 4 elementi naturali, tra cui acqua, aria, terra e fuoco, cui si aggiungono poi altri 2 piccoli brani, Brin e Leaf, per completare il ciclo di 6. Ebbene, ma il primo che viene composto è appunto Wasserklavier, 1969. In questo brano si fondono degli elementi tratti da Schubert e dall'intermezzo opera 117, numero 2, di Brahms. Ancora una volta la musica contemporanea che non taglia i ponti con il passato, ma riprende le proprie radici da 2 grandi autori del primo romanticismo e del tardo romanticismo e
inizia il proprio discorso innovativo facendo tesoro di queste scoperte e unendole, intrecciandole con il repertorio della contemporaneità. Vi ringrazio e vi auguro buon ascolto.
condividere questa passione che abbiamo per Brahms, per la musica classica. Vi aspettiamo la prossima settimana, 24 ottobre, con una grandissima professoressa che viene dall'Università Statale di Milano, ma venezianissima, Chiara Cappelletto, forse qualcuno di voi la conosce, è una neuroscienziata, una neuroestetologa, e avremo altri due giovani pianisti che poi prima suoneranno e poi parlerà Chiara Cappelletto. Quindi venite numerosi per vedere la pena. Grazie.